dove il legno ancora vive. A San Nicolò Comelico, dove andiamo a conoscere l'azienda Doriguzzi Mario SRL, specializzata in trasporto di legname e disbosco. L'azienda nasce nel 1974. Prima lavoravo col papà, trasporto dei tronchi. Quelli erano anni molto duri perché non esistevano gru, si caricava a mano ancora il legno, tronchi. Ho cominciato lì e mi è venuta una grande passione per il bosco, per il legno e ho continuato. Mio papà mi ha lasciato i 2 mezzi, quando è morto mi ha lasciato i suoi 2 mezzi con le licenze e tutto, e io ho cominciato l'attività per conto mio. E ho cominciato a acquistare cambio perché c'era molta richiesta di questi trasporti di tronchi. Ho cominciato a acquistare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 camion e sono andati avanti, sono sempre andato avanti, insomma, mi piaceva molto questo lavoro. Anche andavo tutte le domeniche, giravo l'Austria a vedere come attrezzavano loro i mezzi per i tronchi, perché loro sono specialisti per questo lavoro e ho copiato un po', si può dire, ho fatto i mezzi uguali a loro e sono molto efficienti, e anche le gru, ho visto che gru montavano loro e ho seguito questo sistema che usano gli austriaci, insomma. Ad oggi com'è strutturata l'azienda? L'azienda è strutturata, abbiamo una quindicina di autisti, altri 15 boscaioli, una trentina di operai. Qual è il lavoro principale oggi? Il lavoro principale che abbiamo oggi è il taglio dei boschi, taglio dei tronchi nei boschi, insomma. Che cosa è accaduto dopo Vaia? Dopo Vaia è una cosa che non doveva accadere per noi, perché secondo noi ci rovinerà anche nel futuro, ci rovina perché nel futuro non taglieranno più così come prima. E ormai avevamo anche dei buoni prezzi e colpa di Vaia il prezzo è andato giù molto, perché le 6 segherie austriache più grosse si sono messi d'accordo e hanno fatto loro i prezzi, perché un quantitativo così grosso di legname possono essere solo gli austriaci. Le segherie italiane sono molto piccole e non seguono neanche come una segheria austriaca in un anno. Quindi qua è cambiato molto il discorso. A fronte di questa situazione, noi prima lavoravamo al 100% con l'Italia, adesso visto il grande quantitativo che si è scantato siamo costretti a lavorare al 50% con l'Austria, dato che loro sono gli unici che hanno le segherie adatte per smaltire il materiale. A livello di lavorazione questa è diventata molto più pericolosa, dato che le piante sono tutte schiantate una sopra l'altra. Per questo abbiamo dovuto attrezzarci e comprare un mezzo adatto per poter eseguire in sicurezza quel tipo di lavoro e per poter tagliare in grande quantitativo in poco tempo. Un investimento importante. La macchina è costata più di €500.000, 550.000 per la precisione, e al giorno però riesce a fare dai 300 ai 400 cubi, quando prima a motosega non ne facevamo neanche 100, prima ne facevi 50-60, adesso ne fai 300. Nella famiglia Doriguzzi ogni componente ha un'attività inerente il settore legno, anche Michele. Ho appena aperto la ditta Doriguzzi Energy, che si occupa dello scarto del legname e la trasformazione di questo legname in cippato, che viene fornito alle centrali qui del Bellunese e anche della Valpusteria. Il legname, lo scarto viene recuperato più che sia dalla Val Visdende, dove stiamo lavorando adesso, e con i miei fratelli insomma recuperiamo le ramaglie e tutto lo scarto e dopo lo cipiamo nei piazzali dentro della Val Visdende e lo portiamo con i mezzi in queste centrali. È possibile ritrovare la perduta filiera del legno? Sarebbe stato possibile, ma adesso siamo rimasti un po' troppo indietro con gli investimenti. Gli austriaci sono cresciuti come volumi, come segherie, si sono modernizzati.
Le nostre segherie purtroppo sono rimaste come 20 anni fa. Lo Stato non dà aiuto come fa con l'Austria e quindi la vedo difficile, insomma, riuscire ad attrezzarsi in breve tempo. Diciamo che in Austria dunque in qualche modo tutto questo settore, il settore imprenditoriale legato al legno, è drogato dagli aiuti. Sicuramente perché il legno in Austria è il primo settore dello Stato, è il settore che dà più lavoro, più occupazione. Qua in Italia invece non è considerato come tale. Uno sguardo al futuro. Speriamo, ma non sarà facile. I metri cubi a terra sono molti e in futuro si taglierà molto meno. Quindi non vedo queste grandi possibilità di sviluppo purtroppo né per le segherie né per le ditte boschive.